La stella belga farà il suo esordio in Champions League con il Napoli il 18 settembre, affrontando il Manchester City all'Etihad Stadium, che per 10 anni è stato il suo stadio di casa. Kevin De Bruyne, attualmente concentrato sugli impegni con la nazionale belga per cercare la qualificazione ai mondiali del 2026, tornerà presto a Napoli dopo la pausa per le nazionali e sarà protagonista di una sfida molto particolare. Il 18 settembre, infatti, il Napoli, campione d'Italia in carica, inizierà il suo cammino nella fase a gironi della Champions League proprio contro il Manchester City. Per De Bruyne sarà una gara speciale. Farà il suo debutto europeo con la maglia azzurra contro la squadra in cui ha militato per un decennio e che ha lasciato da svincolato al termine della scorsa stagione, non avendo ricevuto una proposta di rinnovo contrattuale. Una coincidenza davvero particolare. Una sensazione strana. Tra poco affronteremo il City a Manchester con il Napoli. Sarà una sensazione strana. Il City è il mio club e lo resterà sempre, ha dichiarato De Bruyne durante la conferenza stampa prepartita Belgio-Kazakistan in programma a Bruxelles. Tornare all'Etihad da avversario, a 34 anni, sarà un'esperienza del tutto nuova per lui. De Bruyne è approdato al Manchester City nel 2015 dal Wolfsburg e nel corso della sua lunga permanenza ha conquistato ben 19 trofei, 6 Premier League, 2 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Champions League, la prima nella storia del club, nel 2023, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per club. Differenze tra Serie A e Premier League. Parlando delle sue prime impressioni in Italia, De Bruyne ha commentato: «Ho giocato solo 2 partite in Serie A. Con Antonio Conte è diverso rispetto a Pep Guardiola. La mia sensazione è che in Italia il calcio sia più tattico e che il ritmo sia un po' più lento. Ma alla fine è sempre calcio». Ha anche aggiunto: «Al City ho già avuto esperienza con diversi sistemi di gioco». Attualmente il Belgio è terzo nel gruppo J delle qualificazioni ai mondiali del 2026 con 7 punti in 3 partite. Davanti ci sono il Galles, 10 punti in 5 partite, e la Macedonia del Nord, 8 punti in 4. Dato l'impegno sulla carta abbordabile contro il Kazakistan, l'attenzione mediatica si è concentrata più sull'esperienza napoletana di De Bruyne che sulla partita stessa. Nonostante l'intensità degli impegni con la nazionale, De Bruyne sembra già essersi calato nella realtà napoletana. I tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, vedendo in lui un leader esperto capace di alzare ulteriormente il livello della squadra in campo internazionale. Il belga ha iniziato a integrarsi nel gruppo, instaurando un buon rapporto con Conte e i nuovi compagni, e si sta adattando alle richieste tattiche di un campionato profondamente diverso da quello inglese. Antonio Conte, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per l'arrivo di un giocatore del calibro di De Bruyne, sottolineando la sua capacità di leggere il gioco e di fare la differenza nei momenti decisivi. L'allenatore italiano sta costruendo un Napoli competitivo e ambizioso, che punta a confermarsi in Italia e a farsi valere anche in Europa. L'esperienza e la visione del gioco dell'ex City saranno determinanti per affrontare sfide di altissimo livello come quelle della Champions League. Il ritorno all'Etihad sarà quindi carico di emozione, ma anche di responsabilità. De Bruyne sa di dover guidare i suoi in una delle partite più complicate del girone. Para mais informações, gli azzurri curti se escreva e tiva notificações.